Scusate per il ritardo, ma abbiamo dovuto vedere un po' di robe. Allora, passerei subito al bollettino e poi ad alcune informazioni. Il totale dei tamponi siamo verso i 3 milioni, 2 milioni 941. 145. Esattamente ieri, anzi nelle ultime 24 ore, abbiamo fatto 20.117 tamponi molecolari, che sono quelli che stasera troverete nel bollettino nazionale. Rapidi, 1.241.990. 37.574 tamponi rapidi che non troverete nel bollettino nazionale. In totale sono 57.691 tamponi che non troverete nel bollettino nazionale, perché ne troverete solo 20.000. Se vi interessa sapere i 57.691 tamponi, che percentuale di positivi hanno avuto, è il 7,27%. Questo è il dato che bisogna sapere. Allora, abbiamo 57.691 tamponi totali. La percentuale di positivi, che sono 4.197, ne abbiamo avuto 4.100, attenzione, peraltro abbiamo quasi 500 tamponi caricati di novembre da un privato, tutti in un colpo, ieri. Quindi se potete leggere 3.500, ma non importa, sono 4.197. 4.197 positivi su 57.691 tamponi fa 7,27%. C'è la sola percentuale sui molecolari? No, questa è la percentuale su tutto. Ma solo sui molecolari c'è? Guarda, fai conto, sono 20.000, se la facciamo velocemente. No, può essere diversa. Il 20% è più o meno. No, d'accordo, sì. Ma proprio sui 20.000 quanti sono stati positivi? Più o meno il 20%, perché sono 4.197 positivi in totale su 20.000 molecolari. Sarebbe come dire che sui rapidi non si è trovato nessun positivo. Esatto. Volevo sapere se è così. È quello che scrivono tutti i giorni i bollettini. No, d'accordo, ma nella realtà. Alle domande non le possiamo fare dopo, no? Vabbè, ma scusate, siamo qua a disposizione dei giornalisti. Sì. Quanti positivi con i molecolari, quanti con i rapidi? Quanti? Non te lo so dire. Non te lo so dire, anche perché dovremmo estrapolare da dove c'è un altro piccolo particolare, che tutti i positivi che troviamo con i rapidi vengono confermati col molecolare. No, sono sempre caricati singoli, però dobbiamo andare a ripescare, diciamo, i molecolari puri e i positivi e i rapidi puri. C'è un lavorone. No. Sì, puri. Nel senso che la verifica in doppio viene sempre caricata come un positivo. Però nei molecolari ci sono sia quelli rapidi immigrazione che il molecolare fine a se stesso. Fatto e chiuso lì. È ovvio che la strategia dei tamponi viene fuori. Perché viene fuori forte? Perché noi a questo punto, facendo quasi 40.000 tamponi ieri rapidi su 20.000 molecolari, finisce che tutti i molecolari vengono, non tutti, gran parte dei molecolari vengono utilizzati per confermare i tamponi, cioè noi andiamo via con una rete a strascico grande e poi chi fa la selezione dei pesci lo fa in molecolare. Chi invece non usa i rapidi, cos'è che fa? Usa il molecolare per andare in cerca a pescare, ma usa una rete più piccola. Prova ne sia che per trovare 3-4 mila positivi al giorno devi utilizzare un ampio spettro di screening. Però vabbè, insomma, sta roba, vedrete che pian piano la tabella nazionale avrà molecolari più rapidi e quindi la finiremo questa storia. Il numero di positivi sono 177.568.
I positivi in 24 ore, l'ho detti prima, sono 4.197, dei quali però 427 sono stati caricati tutti ieri di un privato che aveva quasi un mese di ritardo. Sapete, i privati fanno tamponi e questo privato li ha... Comunque 4.197 sui tamponi fatti ieri è 7,27% dei positivi. Infatti la tabella nazionale, se valutate, manca di una colonna fondamentale che è la percentuale di positivi sui tamponi fatti, che è quella che è l'unica che serve. E manca. Guarda in fondo a destra, lì ci andrebbe la percentuale che spiegherebbe bene. Positivi di oggi sono 83.137, che sono esattamente in questo momento quanti positivi abbiamo. A sti numeri di isolamento, perché un positivo vuol dire che viene isolato, c'è tutto il contact tracing, ci arrivi se vai via con una rete a strascico grande. Per capirci, ho visto Albino che la tabella è di ieri, quella? Vabbè, insomma, ieri c'era una regione che aveva 40 positivi, con 400, se non ricordo male, tamponi. Cosa diciamo? Che è la regione più sana d'Italia? Cioè, non è un principio questo. E ricoverati in questo momento sono 3.222 che si sommano ovviamente in questa maniera. 3.222 ricoverati che si sommano così. 3,57 in terapia intensiva. Abbiamo superato di una unità il massimo di marzo in questo momento. Era 3,56. E 2.865 in corsia, in parte non, diciamo, reparti non critici. E comunque sono sempre 3.222 ricoverati. Siamo verso più o meno gli 800 in più rispetto a marzo. Totale morti 4.551 più 148. I dimessi sono 8.189. Allora, guardate, noi come vi dicevo ieri, siamo cresciuti lentamente rispetto alle altre regioni, quelle, diciamo, quelle dell'infezione iniziale di questa seconda fase, se vogliamo definirla così impropriamente, no? Sembra che ci sia una prima fase e la seconda non ci fosse. Adesso c'è chi dice, attenzione, arriverà la terza fase, ma le contate ancora le fasi. E l'unica roba da dire è che finché non arriva estate non se ne va via. Speriamo che i picchi in alto siano bassi, perché anche sta storia delle fasi, sembra quasi che ci sia qualcuno che sa che arriverà, ma arriverà cosa? Non se ne va il virus. Il virus, da un punto di vista ospedaliero, sanitario, se ne andrà con l'arrivo della bella stagione. Perché questo ce l'accompagneremo, probabilmente speriamo, incrociamo le dita che diventi infinitesimale la sua presenza nelle nostre corsie, però pensare che ci sia, arriva, va via, torna, non funzionerà così. Ovviamente il vaccino ci aiuterà, perché nel piano vaccinale nazionale sono previsti 3 blocchi con 3 lotti in 3 trimestri. Un primo trimestre gennaio-marzo, dove arriva la prima diciamo, vaccinazione, quella diciamo più umanamente più importante, che è quella delle RSA, degli over 80 e degli operatori sanitari e di coloro comunque che sono categorie super a rischio. Poi arriva un secondo lotto marzo-giugno, dove si inizia ad andare sulla popolazione diciamo meno a rischio, e poi l'ultima fase giugno-settembre, nella quale si dovrebbe chiudere la vaccinazione di tutti i veneti. Ho usato dei condizionali, si dovrebbe. Perché ho usato condizionali? Perché i vaccini devono essere autorizzati. È bene ricordare ai veneti, oggi lo diciamo, che il vaccino, il Pfizer, sembra che potrebbe essere che EMA, quindi l'ente certificatore europeo, ne dia il via libera il 29 di dicembre
e Moderna o Moderna, come lo volete chiamare, il 12 gennaio. Poi c'è anche AstraZeneca, che è il vaccino italiano di Oxford, che è un'altra partita ancora. E poi ne arriveranno altri strada facendo, no? Considerate anche qui che c'è una parte del mondo che sta vaccinando. Considerate che la Cina ha vaccinato, che gli Emirati Arabi, il Middle West ha vaccinato, quindi tutto l'estremo oriente sta vaccinando, che ci sono dei paesi latinoamericani che vaccinano col vaccino cinese e anche in Africa. Lo dico perché non siamo proprio i primi a vaccinare. Avete visto che in Europa, nel mondo occidentale, prima diciamo da noi i primi sono stati gli inglesi 2 giorni fa, e quindi noi siamo in questo scenario. Ovvio che se riuscissimo a vaccinare tutti i cittadini che volontariamente volessero sottoporsi alla vaccinazione, così evitiamo che tutta sta gente impegnata che deve rubare tempo alle sue attività per scrivere i commenti su Facebook, li lasciamo lavorare. Se coloro che decidessero di farsi vaccinare fossero tutti vaccinati per settembre e avessimo raggiunto anche una quota di vaccinazione importante da permetterci di dire che raggiungiamo l'immunità di gregge, questo significherebbe anche mettere in sicurezza, ad esempio, quelle persone che necessariamente, impropriamente, non si potrebbero, scusate, vaccinare. Ci sono delle persone che comunque non possono essere vaccinate per tutta una serie di motivazioni che le sapete meglio di me, insomma, c'è particolari patologie. E allora l'immunità di gregge fa sì. Avete presente il flipper? Ecco, spieghiamo sta roba con il sistema. Avete presente la pallina? La pallina che va, sbatte da tutte le parti. Ogni volta che sbatte trova una persona che ha gli anticorpi, che è immune. E se c'è solo una buca in quel flipper, cioè quello che non ha gli anticorpi, è difficile che riesca a entrarci se ogni volta che sbatte trova comunque un ostacolo, perché il virus ha bisogno di passare di ospite in ospite, di individuo in individuo, finché intercetta quello da magari far ammalare di più. Ma per passare da un individuo all'altro ha bisogno di trovare individui che non siano già attrezzati con anticorpi e che quindi non diventano dei vettori. Cioè il virus ha bisogno di banalizziamo, di un trasportatore, no? Di un vettore, si dice. Il vettore umano, se è vaccinato, ti dice: guarda, il pullman è pieno, non puoi salire. Per questo si dice immunità di gregge, no? Perché alla fine anche nel gregge, anche chi non ha gli anticorpi si mimetizza in mezzo a tutti questi pullman pieni. L'ho spiegata banalmente, ma più o meno così. Allora, su questa partita, sulle fasi vi dico, noi siamo attrezzati per andare avanti, abbiamo le curve sicuramente con una timida flessione, ma non c'è nulla da far festa. Sicuramente l'RT si sta abbassando, questo ve lo posso anticipare, poi ce lo facciamo dire ufficialmente, come corretto sia domani dall'autorità nazionale. Abbiamo già dei valori. Certo è che l'impegno è un impegno estremo. Guardate che avere 3.222 persone ricoverate non è una passeggiata. Lo dico quelli che sono andati a fare il serpentone di macchine ad Asiago o che sono andati su per le montagne, che pensano che comunque si possa far festa come non ci fosse un domani. Io non ce l'ho con nessuno. Però non venite dopo a dire: ma forse era meglio la zona arancione, ma forse era meglio la zona rossa, ma forse qua, ma forse là. Noi siamo riusciti per ora, perché ancora non abbiamo il salvacondotto, a riuscire ad accompagnare questa fase senza restrizioni estreme. I veneti si sono resi conto di questo. Non abbiamo avuto le chiusure dei confini comunali. Ovvio è che, come vi ho detto dal primo giorno, se da un lato i sanitari, che ringrazio uno ad uno, ci mettono in un impegno che va oltre il mansionario, oltre a tutto, dall'altro noi cittadini bisogna che un po' di impegno in più ce lo mettiamo. Dobbiamo evitare gli assembramenti. L'assembramento vuol dire portarsi il virus a casa. L'assembramento vuol dire mettere a repentaglio la propria vita piuttosto che quella dei propri cari.
L'assembramento è un fatto, diciamo, poco etico in questo momento storico. Questa mattina mi chiedeva un vostro collega, ragazzi, le indicazioni che si possono dare, no? Non si farà magari il pranzo di Natale. E dice, ma che indicazioni dà per gli auguri? Guardate, io penso che sarà anche un po' strano sentirlo dire, ma se tu vai a fare gli auguri ai tuoi genitori, ai tuoi nonni, ai tuoi parenti, a qualcuno comunque che non è tuo convivente, cioè che non vive sotto lo stesso tetto tuo e che quindi non rappresenta una comunità sanitaria, epidemiologica comune con la tua, tu ci devi andare con la mascherina. Anche se non è che dentro alle mura di casa ognuno fa quello che vuole. Certo che ognuno fa quello che vuole, ci mancherebbe, la proprietà privata è inviolabile, è sacra, ma l'indicazione sanitaria è altrettanto sacra. Allora, se avessimo un malato di tubercolosi in casa, probabilmente non servirebbe neanche dire portate la mascherina, portate dei dispositivi, perché tutti comunque sanno che con la tubercolosi aperta è rischioso e è veloce il fatto di potersi contagiare, contaminare. Allora io penso che sia fondamentale ricordare che se vogliamo bene le persone che andiamo a trovare, dobbiamo andare con la mascherina. Non prendetelo come un atto di violenza del pubblico che entra in casa tua. Guarda, non entra nessuno in casa tua. Ti stiamo semplicemente dicendo che se vuoi bene alla mamma, al papà, o al nonno o alla nonna, o allo zio o alla zia, o a un parente o un amico, sappi che non è comunità sanitaria, perché non vive sotto il tuo stesso tetto, devi tenere la mascherina. Guardate, questa è la vera preoccupazione degli auguri. Gli auguri sono un momento di relazione sociale massima, no? Cioè, diciamocelo. Sarà il momento degli abbracci, dei baci, di tutto quello che è. Facciamo sto sacrificio sto Natale. Se le robe vanno in porto, come ci è stato detto, il prossimo giro faremo festa doppia. Cosa volete che vi dica? Una pandemia così, la storia nel mondo non ha mai vista. Pensate che nel 1630 scoppia la peste a Venezia. Ce n'erano di epidemie in quegli anni, c'erano ricorrenti, se ne contavano una sessantina negli ultimi, mi sembra, 500 anni, ho letto una roba del genere. A Venezia, la prima stagione, che è l'invernata, diciamo l'autunno di quell'anno, fanno 12.000 morti. Chiudono il bilancio con il ciclo completo con 80.000 morti. Allora, perché questa è la più grande pandemia? Perché una pandemia globale non è mai accaduto nella storia. Ma del resto il virus è stato elitrasportato dagli aerei, dalle merci. Avete visto adesso c'è il paziente zero, il bimbo che a fine novembre a Milano aveva nel tampone raccolto per un'ipotesi di morbillo, hanno scoperto, analizzando i vecchi tamponi, anche noi abbiamo un sacco di materiale messo via che stiamo analizzando, che c'era già. Quindi anche qui cadono tutte le teorie degli esperti che ci dicevano che il 6 di gennaio, che il 10 di gennaio, che il 20 di gennaio. A novembre ce l'avevamo il virus. Ma del resto, se ci pensate, come può arrivare un'ondata del genere intorno al 21 di febbraio e tirar via una spazzolata del genere se il virus non si fosse già impiantato per bene nella comunità? Cioè noi in 3-4 giorni abbiamo visto il disastro. Cioè come quando arriva un'alluvione, non puoi dire non pioveva fino a prima. No, vuol dire che nei monti ha piovuto tantissimo per trovarti fiumi pieni. Ed è esattamente quello che è accaduto. È prova provata che il virus non era arrivato una settimana prima, era mesi che stava circolando e siccome un essere intelligente circola e si diffonde e poi è uscito. E quando è uscito è stato troppo tardi. Noi abbiamo oggi un po' di robe da dirvi. Intanto l'ordinanza. L'ordinanza, guardate, non è sostanzialmente un atto dovuto, a mio avviso, nel senso che ci abbiamo pensato, ci abbiamo ragionato e potrei anche star qui a leggervela, sostanzialmente ve la dico breve io che ci mettiamo meno. Fondamentalmente l'ordinanza riprende dei principi. Il principio è l'uso della mascherina, gli assembramenti, che sono i principi cardine del DPCM. Per i negozi si continua a proporre. Ovviamente va in vigore da venerdì alle ore 24, per cui c'è tempo per organizzare quel minimo che già si sa, che secondo me è già anche a regime.
una persona, un cliente fino ai 40 metri quadri, è previsto dalla legge di aprile, DPCM di aprile, giusto? Noi lo ricordiamo in ordinanza, perché qualcuno dice ma Zaia ha imposto una persona, no, c'è scritto, non l'abbiamo fatta noi, è una roba nazionale, oltre ai dipendenti e sopra i 40 metri quadri un cliente ogni 20 metri quadrati di superficie di vendita, non di superficie libera di vendita. Cioè la superficie di vendita sono anche gli scaffali, e quindi la superficie lorda, senza stare lì a calcolare i corridoi liberi. Abbiamo reintrodotto il tema dei mercati, cercare ove possibile, l'abbiamo scritto su 2 frasi, abbiamo scritto ove possibile perimetrare i mercati. Evitate di venirci dire che quel mercato ha 1000 banchetti e si articola per 1,5 chilometri, perché lì non è possibile. E allora abbiamo scritto, se non è possibile, ove possibile ulteriormente, il gestore del banco, ma molti lo fanno già, ci mettono due paletti con un nastro di plastica e scrivono ingresso e uscita davanti al banco, ma anche a tutela dell'operatore che non può trovarsi un muro di gente davanti. Io l'ho visto anche stamattina, fra l'altro in televisione, hanno fatto delle interviste a Verona, cioè, tutti i banchi avevano la loro, le due palline mobili, il nastro a 1 metro dal banco, proprio parallelo al banco, i clienti entravano da una parte e uscivano dall'altra. Questo a tutela anche di quello che è un minimo. E ovviamente per far fronte al tema assembramenti abbiamo anche previsto di anticipare un po' la partita della consumazione. Allora mi spiego. Dalle ore 11 nei bar del mattino, dalle ore 11 non si consuma più in piedi. Quindi si va a bere il caffè al mattino, si legge il giornale, si fanno 2 chiacchiere, eccetera. Siccome dalle 11 comincia l'oretta giusta per far muccio, dalle 11 ti siedi. È un sacrificio che chiediamo. Consumazione solo da seduti. E nel bar, dopo aver consumato, sulla mascherina. Fino alla chiusura, fino alle 18. Ve la dico in sintesi, ragazzi, inutile che stia qui a rompervi le balle con la lettura. Abbiamo spostato, e questo l'abbiamo fatto in comune accordo anche con il collega Federica, abbiamo spostato l'orario consigliato per, diciamo, gli over 65 nei negozi, nei supermercati. Nei supermercati abbiamo sempre detto una persona per nucleo familiare, a meno che non accompagnate un minore oppure una persona non autosufficiente, insomma, il buon senso. Però abbiamo detto dalle 10 alle 12, in teoria, se ce la facciamo, la fascia dedicata agli over 65. Perché? Perché alcuni ci dicono che c'è troppo freddo al mattino. E questo, ragazzi, mio nonno diceva che solo il Mone non cambia idea, no? E io penso che sia giusta come considerazione da parte di molti anziani. Dall'altro, molti altri ci dicono: io vado a lavorare, per me è più semplice fermarmi al mattino a fare la spesa che presentarmi alle 10 del mattina al supermercato. E quindi pensiamo che possa essere una fascia abbastanza libera dalle 10 a mezzogiorno, no? Dedicata a chi è a casa, e magari chiediamo un sacrificio magari a chi è a casa e ha meno di 65 anni, andare prima delle 10 o dopo mezzogiorno, dopo le 12. E sulla ristorazione è tutto confermato come al solito, come sapete. Abbiamo messo dentro un'ordinanza sempre la storia degli MMG, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, perché sapete che l'ordinanza continua a regolamentare il tema dei tamponi e il fatto che sono autorità sanitaria, e quindi è semplicemente un fatto di legge. Penso, avvocato Botteone, di non aver dimenticato nulla o quasi. Punti sono questi, vuol dire che l'avevo studiata bene. Grazie. E questo è l'altro tema. Vi dico anche che chiudendo oggi vi do 2 informazioni. Intanto una di bella, prima che, non so se l'avete scritta oggi, magari faccio anche un figurone di quei classici. E noi stiamo andando avanti con l'ospedale di Padova, quindi abbiamo presentato in Crite la gara per la progettazione. È stata presentata dal dottor Flor, che ringrazio, è
stiamo parlando di lavori per 481.692.600 euro, 692.600. Praticamente abbiamo presentato in CRIT, diciamo, è stata presentata il giorno 7 di dicembre l'autorizzazione a provvedere alla progettazione, quindi stiamo andando avanti con tutta una serie di tempistiche. Allora, sono, per dirvela proprio in soldoni, la durata prevista della progettazione sono 150 giorni, e progetto definitivo altri 120 giorni, esecutivo altri 120 giorni, vabbè, in totale sono 48 mesi per arrivare al pronti e via. 12, 24, 6, 4 anni, 12, 24, 36, 48. Sì, sì, ma sono tutte le fasi di progettazione per arrivare a mettere lì uno che inizi i lavori. Si gara e tutto, E poi sono, i lavori sono altri 4 anni di lavori, poi dipende dalla modalità. Ecco, anche qui, onde evitare che adesso parte tutto il cinema, ma il project, no project. Noi abbiamo sempre dato indicazione come giunta, a parte il fatto che abbiamo più fronti aperti su eventualità, modalità di finanziamento, e vi ricordo che c'è il Recovery Fund. Adesso, per carità, 9 miliardi ci bastano a noi veneti, se ce li danno, tutti a noi però. Però, ciò premesso, la modalità di appalto, la modalità esecutiva, noi abbiamo chiesto espressamente al dottor Flor che alla fine sia decretata da una commissione ineccepibile ed autorevole che fa da advisor per la regione, no? Cioè, quando uno fa il mutuo, no? Dice, vabbè, ma che se vado al commercialista mi dice che è meglio il tasso variabile, meglio mettersi un po' di soldi, la rata sta in piedi, non sta in piedi. L'università ci darà i massimi esperti di finanza che ha, ci metteremo qualche altra realtà, ma insomma persone di indubbia e specchiata moralità che ci diranno, guardate, con questo mercato finanziario, con queste prospettive, la formula migliore d'appalto è questa, punto. Quindi evitiamo anche che ci siano tutte le fantasie che lambiscono spesso le storie delle opere pubbliche in Veneto. Faccio gli auguri a 3 signori, dei quali 2 sono signore. Alla signora Angelina Marcon di San Biagio di Callalta, Spercenigo per la precisione, che oggi compie 109 anni. Quindi facciamo gli auguri alla signora Angelina. Faccio gli auguri al signor Silvio Bettello, che fa 100 anni di casier oggi. Signor Silvio Bettello, 100 anni di casier. E poi lasciatemi fare un particolare augurio anche alla signora Tina, che fa 94 anni oggi, facciamo gli auguri, che è la mamma del dottor Rigoli. E allora ci tenevo a ringraziarla, anche perché vede poco suo figlio, perché lo tratteniamo noi spesso. E quindi alla signora Tina di 94 anni facciamo gli auguri per il buon compleanno di oggi. È in gambissima e anche molto social la signora, per cui se tutti da Treviso non so cosa faccio. Se i vicentini non scrive. Boh ragazzi, io avrei anche finito per oggi. Possiamo andare? Zambon, Prigioni, Malavasi, adesso giro io, sì. Oggi, tranne la Cristina, c'è tutto il cambio di guardia da 3 giornalisti. Ah sì, scusami. No, perché era in piedi con la telecamera, hai ragione. Malavasi è un pezzo che non te vedevo. Bravo. Allora Zambon, prego. E Curzio che è sempre qua, aspetta. Curzio, scusa. Prego. Buongiorno. Volevo chiederle, Presidente, come valuta questa impennata comunque di decessi, perché ieri erano 90 su poco meno di 500 a livello nazionale, stamattina ci ha detto sono altri 148. Sono numeri alti, ieri la Lombardia ne ha persi 69, quindi
meno del Veneto. Vi siete fatti un'idea del motivo, di quale potrebbe essere la causa di Ma un'incidenza guardate, è una così alta? situazione epidemiologica e sanitaria, cioè non è che c'è una motivazione. Di certo sappiamo che la parte che si conclude purtroppo per ultima in ogni infezione è quella della mortalità. Se ricordate all'inizio dell'infezione la mortalità non era importante. E noi abbiamo l'età media è superiore agli 80 anni. Abbiamo ovviamente il distanziamento sociale che pesa su questo, il mancato distanziamento sociale. Voi capite che l'infezione qualcuno te la deve portare o tu te la devi andare a cercare, cioè non è che siamo indenni da questo. Molti sono pazienti purtroppo di RSA e il quadro epidemiologico è questo. Se fossimo tutti chiusi in casa, probabilmente avremmo degli effetti minori sia sull'aspetto, diciamo, della curva dell'infezione che ovviamente sui riscontri ospedalieri. Ovvio è che ciò non toglie che se investiamo di più nel distanziamento sociale e nelle attenzioni che dobbiamo avere, noi siamo artefici dell'andamento di questa curva. Cioè non vorrei, scusatemi, magari dico una cosa che a qualcuno non potrà piacere, non vorrei che si pensasse che il tema sia sempre un problema degli altri. Cioè mi mettono in panno, 148 morti oggi, 3222 ricoveri. Cioè, ma se tutti portassero la mascherina, bene, non puntassimo gli assembramenti e avessimo una vita rigorosa, stile giapponese, che quando ti dicono una regola la rispetti fino in fondo, cioè in Giappone vi ricordo che non c'è neanche il cestino della spazzatura, te la porti a casa, la chewing gum o la cartina che devi gettare. L'avete viste tutte le immagini dei giapponesi che ripulivano il posto a sedere allo stadio, no? Avremo sicuramente una gestione della curva migliore. Del resto, in questo paese, è inutile dirlo, la curva l'abbiamo gestita fino ad ora con lockdown o con le zone rossa, arancione o gialla, quello che è. Grazie, volevo chiederle altre due cose rapidamente. Ritornando al tema dei vaccini, lei si aspetta in Veneto un'adesione di che tipo? Guarda, non te lo so dire perché l'altra sera nella riunione si è parlato della campagna vaccinale anche da un punto di vista mediatico. Io penso che sia corretto, intanto che parlino degli addetti ai lavori. Noi abbiamo la fortuna di avere il professor Palù, che è stato fondatore della Società di Virologia Italiana, è stato presidente dei virologi europei, ha prodotto vaccini e si occupa dei vaccini. Non è un caso che il Veneto abbia voluto dare come indicazione ai colleghi presidenti il curriculum del professor Palù. Quindi immagino che se personaggi di questa caratura, di questo calibro, scienziati, che hanno addirittura prodotto dei vaccini, parlano alla comunità, siano in grado di parlare al cuore della comunità. Dopodiché la campagna, hanno annunciato una campagna mediatica e penso che debba essere rigorosa e dare informazioni, partendo dal presupposto che i dubbi dei cittadini devono essere risolti per quanto possibile. Sapete, quando studi, io ho studiato all'università i vaccini, mi ricorderò sempre che la prima lezione sui vaccini, cioè il prof ci ha detto una frase: è la scelta di una comunità di convivere con la malattia. Questo è il vaccino, no? Cioè noi iniettiamo la malattia, il virus attenuato, morto, quello che è, comunque iniettiamo qualcosa che mi dà una risposta anticorpale senza farmi ammalare. E quindi crea le difese per il futuro. Crea i soldatini all'interno che sono lì pronti, armati, perché se si ripresenta sono già pronti. Quindi è una scelta che si fa, una scelta veramente di natura sanitaria importante. Si vaccinerà il mondo. Io dico una cosa, che deve essere volontario, però altrettanto vero, sono stato criticato le prime volte quando ve l'ho detto, adesso vedo anche qui che ho avuto ragione. Avremo il passaporto sanitario.
ma sarà inevitabile. Sarà inevitabile che molti ci chiederanno: tu vuoi entrare in questa riunione, ma sei vaccinato? No, no, guarda, questo l'ho affrontato, è stata una richiesta perché l'ho fatto io l'altra sera in riunione. Noi abbiamo un'anagrafe vaccinale e quindi verrà iscritto, però dovremo, infatti questo io l'ho anche detto in riunione l'altra sera col governo, con Arcuri, dovremmo comunque ipotizzare anche una certificazione che sia anche internazionale. Immagino che l'OMS interverrà su questo, perché ci sono già stati pronunciamenti dall'OMS. Scusate, quando vedete compagnie aeree che cominciano a dire che loro vogliono solo viaggiatori vaccinati, capite che a questo punto ci servirà un cartellino o qualcosa, no? Ma anche nel rispetto di alcune comunità che magari non sono ancora indenni. La ricordate la storia che ci raccontavano da bambini degli europei che arrivavano negli Stati Uniti e infettavano con il morbillo gli indiani, i nativi? È così, eh? Cioè, tu non puoi andare in una comunità indenne dal Covid e presentarti lì senza vaccino, magari glielo porti te il Covid. C'è anche un fatto etico oltretutto. Ancora Zambon? Mi dispiace saltare di palo in frasca, ma poi mi taccio. Ci dice qualcosa di più su questa commissione che dovrà valutare la via migliore dal punto di vista... Ma non è un segreto, strutturale? guarda che ne abbiamo parlato in altre occasioni, te lo dico, magari che tu non pensi che sia la notizia del giorno. Ne abbiamo No, già no, era per capire oltre al la doc, istituiremo, non lo so, faremo, ne ho parlato anche l'altro giorno, dottor Flor, faremo delle proposte, l'Università di Padova ci darà, ne so, un paio di economisti, esperti del mercato finanziario, ci metteremo, ne so, il massimo dirigente della finanza della regione, in modo tale che, delle finanze del bilancio regionale, in modo tale che facciano da advisor e dicono: guardate, diciamo, le possibilità sul mercato sono queste per realizzare un ospedale con questa formula di finanziamento. Secondo noi in questo momento è migliore questa. Dopo ci diranno in questo momento, perché fra 10 anni. Pensate a quelli che hanno fatto il tasso fisso per la casa 10 anni fa. Che massacrate sono presi. Grazie. Allora, il mio elenco prevede, è molto lungo, quindi magari cerchiamo di essere rapidi: Prigioni, Malavasi, Pederiva, Salmaso, Giacomuzzo, Parisi, Pettenò e il collega che non conosco, Tele Belluno. Perfetto, allora andiamo con Prigioni. Buongiorno Ciao. Presidente. Per quanto riguarda il giorno di Natale, di Santo Stefano e di Capodanno, la possibilità di andare oltre il comune, magari per andare a trovare i nonni, com'è il dibattito con il governo, che punto è, o è lettera morta? Ad oggi c'è apertura zero, Antonella. C'è però un tema, stamattina è arrivata una lettera, guardate, anche molto struggente, forse ve la porterò togliendo i nomi. C'è ad esempio il tema dei disabili ricoverati in istituto che non sono nello stesso comune dei genitori. È ammesso. Ma ci sono anche delle disabilità che non portano alla non autosufficienza. E anche qui ho chiesto all'avvocato Botteon di tentare di mettere in piedi delle FAC per dar modo a questo tipo di ricongiungimenti familiari che sono il minimo. Poi se posso, oggi la percentuale di positivi su tamponi è 7,27 contro 6,93. È tutta ascrivibile ai 427 casi aggiunti dal laboratorio privato? Sì, ma anche se non lo fosse, cioè sono variazioni. Vi ricordo sempre che noi peschiamo in un bacino di potenziali positivi. Non siamo andati in strada a far tamponi, siamo andati dal marito e dal figlio della signora positiva, dal compagno di lavoro di un positivo che ci lavora assieme fianco a fianco, quindi non è un campione rappresentativo. Grazie. E fra l'altro siamo tra i pochi che lo fanno bene così. Vi ricordo che ci sono regioni che non tamponano neanche i familiari. Grazie. Malavasi. Riprenderei un po' il tema. Martina prima l'ha detto, l'ha sottolineato a proposito del numero alto dei morti. Mi viene in mente anche quello dei ricoverati sia in terapia intensiva che nei reparti in area non critica.
In effetti, sia pure minimalmente, però ogni giorno in Veneto vediamo dei segni più, a differenza di quanto sembra accada generalmente nelle altre regioni. Allora, mi domandavo, al di là della querela dei tamponi invece, prendendo in considerazione proprio questi numeri qua, Guarda, non è che possa venire anche una sorta di piccolo pentimento rispetto all'essere rimasti in zona gialla, proprio perché a dispetto di quello che il Presidente della Regione dice ogni giorno di tenere comportamenti di un certo tipo, sembrerebbe che nella nostra regione non li si sia tenuti. ma guarda, allora, la zona gialla il Veneto ce l'ha avuta e se ce l'ha, ce l'avrà per i suoi indicatori. Sono indicatori che sono sotto la luce del sole e nessuno può far polemiche. Non può diventare una colpa adesso perché magari il Veneto gestisce meglio il contact tracing che lo gestisce all'85% rispetto magari a qualche regione che l'ha anche perso per strada. Al fatto che noi facciamo i tamponi a tutti rispetto a qualche regione che non li fa a tutti, o alla pressione ospedaliera gestita, il fatto che abbiamo le terapie intensive, il tasso di occupazione delle terapie intensive, cioè, sai, si è tentato un po' di dire di tutto, persino che avevamo i numeri taroccati sulle terapie intensive. Vi ricordo, chiunque volesse, noi vi diamo la georeferenziazione letto per letto delle terapie intensive. Venite a chiederci, ci dite che ospedale volete, vi diciamo dove ci sono i letti occupati e quelli che occuperemo, perché il piano è stato presentato con le planimetrie. Detto questo, la curva da noi è cresciuta gradualmente, Malavasi. Se tu guardi la curva è nostra con Lombardia e Piemonte, intanto loro hanno iniziato almeno 15-20 giorni prima la salita. Noi siamo partiti gradualmente e io ho l'impressione anche che la virata sarà graduale. Ovvio è che è una virata graduale e come si può dire, molto più lenta, perché comunque noi non abbiamo avuto nessuna restrizione, ma nel contempo possiamo dire che non abbiamo avuto nessuna restrizione. Cioè, la restrizione di minima oltre alla nostra è quella di chiudere tutti i confini comunali, ma arriva con la zona arancione. Ovvio che se avessimo fatto il lockdown di 3 mesi come a marzo, avremmo le curve già a picco giù. Ma questo lo si sapeva da sempre, ma non è, come si può dire, sono provvedimenti che a livello nazionale non si sono adottati e penso che il tema del lockdown sia un tema da abbandonare, anche se ci sono veneti che scrivono e invocano il lockdown. Ma è altrettanto vero che se facessimo un sondaggio o un referendum sul lockdown, la maggioranza non lo vuole, se dobbiamo vedere l'aspetto democratico. Per cui, sai, allora chi a causa del suo mal pianga se stesso, cioè è inutile che diciamo sì, voglio l'area gialla perché non ho restrizioni, ma quelle minime restrizioni che potrei adottare da me stesso magari non le adotto e poi mi lamento perché ho avuto l'area gialla. Cioè, a me sembra una roba strana sta roba qua, tanto strana. Del resto ti dico, io ho visto l'immagine di Asiago di domenica, non lasciavano dubbi sulla visione che c'è. La verità, tu che scrivi per un giornale che è attento anche a queste riflessioni, a me sembra che sia cambiato lo spirito, no? A marzo avevamo tutti paura del virus perché era ignoto e eravamo più con ragionamenti di comunità, no? Il noi, adesso è sempre più individualista il tema. Ve la dico fino in fondo, per fortuna arriva il vaccino, perché pensare di gestire sta roba senza vaccino per un altro anno, 2 anni, ho l'impressione che ci sarebbe come si può dire, un calo della guardia pauroso, perché se dopo 8 mesi siamo già a questi livelli, che per molti il virus è un problema dell'ospedale e non più della comunità, non voglio neanche pensare se non ci fosse il vaccino che quantomeno ci dà un minimo di traguardo nei prossimi mesi. Non faccio il vax, dico semplicemente quello che è. 2 domande veloci per chiudere, una concentrandomi sui numeri. Abbiamo un numero di quanti siano stati fatti finora o quanti vengano fatti anche giornalmente, mediamente? Quanti, scusa? Quanti tamponi vengano fatti dai medici di base mediamente ogni giorno? Ne hanno fatti 88.000 fino adesso. Da? Però un mese? Sarà un mese. 12 novembre, 88.000 più o meno dal 12 novembre. E la percentuale di medici base che aderiscono? Allora, siamo
oltre la metà, però vi porteremo i dati precisi. Ed è ancora attuale? Sì, però è bene che vi portiamo i dati anche per classi, perché sai, è inutile che io ti dica 60, 70, se poi vedo che la classe da 0 a 5 tamponi li stiamo facendo per capire, da 0 a 5 tamponi vuol dire niente praticamente. Sì, Poi sì, ci sono sì. anche quelli in autosomministrazione, c'è chi si fa il tampone tra i medici. Ah. Quindi vogliamo anche cercare di fare un'indagine che dica, boh, tu hai fatto 3 tamponi, ma chi li hai fatti? Perché se 2 te li sei fatti te, cioè non posso contare che tu... Ma partiamo dal presupposto, noi avevamo 650 medici che lo facevano gratis e che ne hanno fatti, ne facevano. Da lì poi è un crescendo. Confermo che noi adesso l'assessore sta trattando, perché noi sapete che quello è un accordo nazionale, il contratto nazionale, anche se qualcuno ha detto che noi facciamo gli arroganti, cioè sei ore che non devi firmare l'accordo nazionale, il contratto, modifica del contratto. Noi non riusciamo in futuro a pagare 31 ottobre. Sì, magari se dicevamo dopo era meglio sti dati, perché no, dobbiamo fare le fasce con i tamponi. E non prendetelo però come dato, perché è il dato puro, però noi vogliamo darvi le fasce con i tamponi, perché è fondamentale capire. Ed è ancora attuale la trattativa con farmacisti, veterinari, Con i dentisti? farmacisti sì, lo fa oggi l'assessore, però c'è un problema. Sui medici adesso stiamo tentando di chiudere la partita dal 1° gennaio, perché dal 1° gennaio capite che se chiedono tamponi dobbiamo pagare, noi già stiamo pagando i tamponi come regione, 5 milioni di euro, perché il governo ha fatto un accordo per un pacchetto di circa 30 tamponi a testa a 18 euro all'uno. Adesso, finiti i 30 tamponi, non è che possiamo fermare i medici, stiamo finanziando noi come regione, però c'è il problema che noi oltre non possiamo andare, dobbiamo trovare un accordo. Sì, scusate, i 30 tamponi, oltretutto, ricadono sempre sui bilanci regionali, su una quota dedicata alla regione. Velocissimo e mi taccio. È passato un mesetto da quando Rigoli è venuto qua a mostrare il tampone fai da te e diceva occorrerà un mese per finire la sperimentazione, chiedere le richieste a Roma. Come siamo? Ma ne abbiamo parlato stamattina. Allora, stanno attivando tutti i comitati etici provinciali, perché abbiamo scoperto che non è che puoi fare uno studio multicentrico in Regione Veneto e interessare solo un comitato etico. Ogni provincia ha il suo comitato etico. Sta andando avanti comunque, cioè stanno facendo sperimentazione, adesso dove ancora non è attivata lo faranno con l'attivazione del comitato etico. Però Rigoli onestamente spera che nel giro di pochi giorni, insomma di una settimana, 10 giorni, di chiudere questa partita. Considerate che a livello nazionale sembra che non gliene freghi niente a nessuno, questa storia dei tamponi fai da te. Perché? Ah, non te lo so dire, guarda, cioè. Comunque noi mandiamo le carte, dopodiché il nostro lavoro l'abbiamo fatto. Gli Stati Uniti, anche qui devo ricordarvi che hanno fatto il loro primo test fai da te, che è già autorizzato, si può tranquillamente, se arriva in Italia, utilizzare, perché è autorizzato. Le multinazionali stanno trasformando il tampone rapido in un baby tampone, cioè da fossa nasale. È inevitabile che il passaggio successivo sia quello del fai da te. Bene, Pederiva. Grazie, buongiorno Presidente. Torno Buongiorno. sull'ordinanza, intanto una richiesta di servizio, fino a Sì. quando rimane in vigore? L'ordinanza, che data abbiamo messo? La scadenza del PCM, gennaio. E se non ho capito male, alle 24 di venerdì, quindi da sabato mattina, insomma, Sì, dalle aperture sì, di sabato mattina. Perfetto. Tanto per non creare complicazioni a chi ancora non avesse... Certo. Annunciata alla vigilia del verdetto del venerdì, dobbiamo leggerla come una possibile nessuna riconferma lettura, no, di zona gialla, no? E ha ascoltato le richieste di quella parte dell'opinione pubblica e dell'opposizione politica che le chiedevano in questi giorni di martellamento sull'aumento dei contagi o presunto tale di ripristinare queste restrizioni? No, non ho neanche viste io queste robe. Dov'è che erano scritte? Dappertutto, sono No, giorni. non ho visto. No. Ma no, ve l'ho detto dal primo giorno, ho detto guardate, stiamo valutando, adesso vediamo. Abbiamo voluto onestamente far passare l'8 dicembre per vedere quale fosse il comportamento. Visto il comportamento anche alla luce, scusatemi, delle indicazioni che abbiamo dato, perché l'assessore Bottaccini ha passato 5 giorni
in mezzo a fango, neve e casini, si dice che vengono giù le valanghe, che il rischio cos'è? 5? 4, il rischio su quanto? Su 5. Su 5, cioè capite, vedi le folle che vanno in montagna, forse è meglio pensare anche a pianure, a quello che succede come assembramenti. Ok. Poi Peraltro ne avevo parlato con il collega Federica che ha, fra l'altro, ripreso le nostre metrature nella sua ordinanza, per cui anche siamo dirimpettai. volevo chiedere proprio di questo, quindi è un'ordinanza simile allo schema che era stato seguito il mese scorso, Sì, un identica. testo gemello con il Friuli Sì, e con sì. l'Emilia invece questa volta no? No, nel senso, sinceramente non ne ho neanche parlato, perché poi penso che anche loro abbiano le loro restrizioni, non è che facciano tutto. Ne ho parlato con Federica perché comunque c'è un'osmosi che è effettiva, no? Con quelle aree. Ok. L'ultimissima invece, tornando alla questione dei numeri della tabella nazionale che ancora non collimano tra le diverse regioni come Sì. metodo appunto di calcolo. Quindi dal 3 dicembre, se non ricordo male, era stata accolta la richiesta del Veneto di tener conto dei tamponi antigenici. Ancora non si vedono. Ma Noi vi hanno dato spiegazioni? So che ieri citava un confronto in tal senso con il professor Brusaferro. Non l'ho ancora sentito oggi. Anche lui ha detto, guarda, cerco di fare una verifica. Noi stiamo consegnando tutti i giorni i numeri dei rapidi e voi non li trovate in tabella. No, sì, ma ne parliamo domani. Quindi non vi è stata data una spiegazione su questo, sulla mancata... No, ma vi dico anche di più che l'ACDC, che è l'organo europeo, ha già dato disposizione per la parificazione per tutta una serie di casistiche, sono 9 casi su 10, del tampone molecolare con il tampone rapido. Quindi non ci sarà più neanche il doppio tampone. Sono tutte, diciamo, indicazioni da recepire a livello nazionale. Abbiamo visto le bozze, sono recepite. Ok, grazie. Però insomma, guardate, è una questione di poco, perché vedrete che la tabella pian piano riporterà anche i rapidi e così sarà finita sta polemica. Salmaso e Giacomuzzo. Sì, ciao. Grazie. No, vabbè, allora, mi ero portato appunto la tabella, però lei ha messo tante altre notizie, per cui è inutile che ci mettiamo a discutere di numeri, statistiche e tamponi. Quello che mi lascia un po' perplesso è il fatto che appunto, come diceva ieri anche la dottoressa Russo, non c'è un criterio omogeneo. Il criterio omogeneo è legato al metodo del tampone e al numero di abitanti residenti in un territorio, altrimenti facciamo confronti che non hanno una base oggettiva. Esatto. Cioè, che senso ha dire che in Lombardia hanno 9 milioni di abitanti, hanno fatto 4 milioni di tamponi, 4 milioni e 300 mila, il Veneto ha nemmeno 5 milioni e ha fatto 2 milioni e 921 mila tamponi. Siete bravi. Ecco, benissimo. Dopodiché... Molecolari sono quelli lì, Quelli sono i molecolari. Sto parlando solo dei molecolari, visto che, come giustamente ha detto lei, nella statistica ufficiale compaiono solo questi. Ecco, lei ha appena detto che se facessimo un referendum probabilmente la gente voterebbe non per la zona gialla, ma addirittura per qualcos'altro. No, però, no, io ho detto che non voterebbe per il lockdown. Ha ragione, no, però appunto mi permettevo di dirle che il professor Di Freddi dice che la scienza non è democratica e qui, francamente, cioè, come diceva anche la collega, a leggere le cronache dei giornali, noi abbiamo autorevolissimi medici che sono stati contagiati mentre svolgevano le loro massime funzioni sanitarie. Adesso, cioè, francamente, ci rendiamo conto che la libertà concessa a noi è impagabile da questo punto di vista, però contemporaneamente le preoccupazioni che arrivano dai versanti ospedaliero sono tali da indurre che probabilmente una qualche restrizione ulteriore ci vorrebbe. Ecco, so che se le proponiamo la zona gialla, richiediamo per lei un sacrificio assurdo e incomprensibile, però una forma di restrizione ulteriore per ridurre proprio la curva dei contagi è ipotizzabile oppure lei lo esclude assolutamente e fa solo appello al buon comportamento quindi dei veneti? No, scusate. Allora, la zona viene attribuita dall'analisi che fa l'Istituto Superiore della Sanità e il CTS, non dal Circolo della Scopa. Certo, no, che valuta la condizione epidemiologica. Certo. Tanto è vero che
al di là di sti titoli altisonanti, poi alla fine la condizione viene valutata e ci attribuiscono una zona gialla. Certo. Oh, e mi fermo qui. E quindi Le restiamo in zona- ulteriori restrizioni sono la chiusura dei confini comunali, non è che ce ne siano altre da fare. Cioè, cosa dobbiamo fare? Oppure lockdown? No, appunto. Quali sarebbero le altre restrizioni? Quelle che sono concesse da... La chiusura dei confini sì, comunali. appunto, per ridurre i contatti tra le persone. Ho capito, ma se gli organi, massimi organi sanitari nazionali mi dicono non avete il titolo per andare in zona arancione, non è che ce la siamo discussa al bar. Perfetto, benissimo. Cosa volete che vi dica? Mettiamo queste restrizioni, diciamo, sugli assembramenti, punto. Va bene, benissimo. Ecco, per quanto riguarda invece l'ospedale di Padova, mi permetto di chiederle qualcosa in più se è possibile. Prego. Allora, in questi 460 milioni, cioè, ci può spiegare un po' di più l'insieme Il valore del progetto del di progetto, base. ecco, Sì. che prevede il Policlinico e anche il centro di ricerca biomedicale, perché quello è una frontiera nuova che probabilmente richiede, forse Sì. non lo so che tipo di investimenti, Il però centro di ricerca biomedicale è un'altra partita. Ah, ecco, che non è compresa quindi in questa... Perché appunto la medicina ha anche la nuova frontiera dei vaccini, come lei saprà meglio di me ovviamente, con l'RNA molecolare, cioè lascia intendere che si va verso la produzione di farmaci che nascono appunto da tecnologie molto sofisticate. Certo, ma noi stiamo lavorando su dalle quello. staminali a tutto il resto e si Abbiamo- arriva appunto a fare un vaccino in 8 mesi rispetto ai 5 anni di prima. Quindi voglio dire, Abbiamo il piano con il progetto che presenteremo per quindi, quella. anche perché c'era benissimo. Ecco, per quanto riguarda invece la gestione operativa, so che appunto le hanno già chiesto dalla Commissione, ma abbiamo capito che avrà una funzione di consulenza finanziaria. C'è da chiedere chi gestirà materialmente poi questo progetto. Non vorrei... Beh, andare- l'azienda ospedaliera Perfetto. cioè, No. è lì. Siamo, come dire, addirittura d'arrivo per quanto riguarda le nomine dei dirigenti generali, per cui Chi verrà la mia nominato? curiosità è tale se appunto... No, vabbè, ma c'è il soggetto giuridico è l'azienda ospedaliera, quindi c'era questa gestione, oppure in particolare potrebbe esserci che un commissario dedicato a questo, ma non ve lo so dire adesso. Cioè di certo verrà seguita a vista questo progetto. Certo. Avete visto quella pedemontana? Cioè, averla seguita a vista ha prodotto che noi a pedemontana l'abbiamo chiusa. E quindi una gestione commissariale anche per questa partita? Se No, fosse non sto possibile. lanciando gestione No, no, commissariale. ma mica Vi niente dico di- che fino ad ora il dottor Flora ha fatto un lavoro eccezionale ed è giusto che finché ci sarà lui lo segua, appunto. Benissimo. Vabbè, non le chiedo se rientrano nel pacchetto dei fondi del recovery perché ha già detto prima che 9 miliardi in Italia sono pochi, servirebbero a Padova, quindi adesso è un paradosso questo Sì, Veneto. sì, Quindi, sì. però pensa, quando è che avvierete il confronto tra regioni e governo su questo Lo dovreste capitolo? chiedere al governo. Vabbè. Noi penso ognuno di noi penso abbia fatto i compiti per casa, abbiamo il nostro piano regionale, ma se osservate le dichiarazioni e quello che si scrive a livello nazionale, sembra che l'interlocutore regione non esista in tutta questa partita. Interessante questo. Bene. Ok, Giacomuzzo, Parisi, Petenò e il collega di Telebelluno. Buongiorno Presidente, le volevo chiedere Ciao. per quanto riguarda le videoconferenze e quindi il rapporto con Ministro della Sanità, Ministro degli Affari Regionali. Ci sono novità, diceva niente, novità sul fronte delle aperture comunali. Altre cose in vista? Zero. Lunedì vi siete incontrati alle 18, ma No, c'è stato guarda, la nulla. posizione oggi è una posizione di assoluta fermezza da parte del governo sul tema del 25, 26 e 1 gennaio. Io continuo a dire che se il tema è sanitario, per almeno 15 milioni di abitanti in Italia non sarà chiusura, perché si troveranno in metropoli dove potranno tranquillamente fare la vita di tutti i giorni. Cioè il confine comunale per alcuni sono, pensate a Roma, oltre 12.000 chilometri quadrati. C'è roba paurosa. Le volevo chiedere anche altre due piccole cose. La prima riguarda i medici in ospedali e le visite che possono fare privatamente. Nei giorni scorsi avevano Sta lavorando l'assessore Lanzarin. Quindi ok, Ma presto. penso che la chiudiamo velocemente sta partita.
Terza cosa e ultima, messe e assembramenti. È notizia di oggi che le confessioni è stato indicato non si faranno. Ma per quanto riguarda... No, si faranno, ma non si faranno vis-à-vis. No. Tutti assolti da tot giorno a tot giorno. Fanno coram populi? Sì. No, ma Lavasi è un esperto di queste robe, dici? Allora, non è propriamente così. C'è la possibilità anche che viene valutata, che si con tutte le attenzioni, le cautele, le prudenze del caso, si valuta anche la forma comunitaria. Però. Ecco, collegandomi a questo, giro una domanda che è arrivata. Che indicazioni arrivano per quanto riguarda cori e comportamenti in questo senso, anche in vista delle celebrazioni Ma guardate, natalizie? è inutile che continuiamo a dire le indicazioni. Allora, tutti gli organismi internazionali sanitari ci dicono che grandi elementi di diffusione sono stati gli strumenti a fiato e i cori. Allora, vogliamo farci male, organizziamo i cori fa tutte le ore. Cioè, ieri a Merkel ha detto... No, la Merkel ieri ha fatto un discorso, non so se l'avete ascoltato. A un certo punto ha detto, guardate, io capisco l'amore che ci mettete per far trovare i biscotti, il tè caldo nei banchetti a Natale, eccetera, cioè, che è Germania quella, no? Però dice, in questo momento non potete farli. Con il patriarca ci confrontiamo e posso dire, è stata la prima persona che, a differenza di qualcun altro che fa tanto il fenomeno, ha detto, guardate, ci sono delle regole, noi le rispettiamo. Cioè, non è che ha fatto, Bene, ok? Parisi, Rete Veneta. O Antena 3, non lo so. Entrambe. Presidente, buongiorno. Sì, ciao. Senta, alla luce di quanto ha detto fino adesso per quanto attiene ai tamponi rapidi e alla loro autorizzazione, quando si presume possano essere reperibili nelle farmacie? I fai da te? Sì. Guarda, è difficile dirlo perché ipotizziamo che si concluda la validazione nel giro di una decina di giorni, dopo dipenderà da Roma, perché noi possiamo solo che inviare il fascicolo e dire questa è la sperimentazione, questi sono i dati, perché voi sapete che li proviamo in parallelo col molecolare, quindi sappiamo se funziona oppure no. E poi un'altra questione, per quanto attiene al semaforo ancora rosso del governo per la questione del ricongiungimento familiare laddove appunto vivono in comuni e località differenti, aggiungono diverse segnalazioni in redazione di gente che ha acquistato il biglietto aereo per ricongiungersi. Sì. E quindi ad esempio nella fattispecie, cito un esempio per tutti, una signora di Scorzè dice che lei comunque il 26 partirà per raggiungere la figlia in Irlanda e partirà dal Catullo. Avvocato Botteon, prego. Ecco. No, ma ne abbiamo ricevute decine di queste lettere. È un esempio tra le tante segnalazioni. C'è la valida, la motivazione adesso vi spiegherà. Sì, ecco, giuridicamente questo, alla luce in particolare, se è consentito, della catalogazione che è contenuta nell'articolo 6 del DPCM, è una ipotesi di sostanzialmente turismo. Quindi, quindi è fattibile? No, è fattibile quindi? No, turismo comporta le conseguenze dell'isolamento. Certo. Ecco. Mentre l'articolo 6 valorizza tutte quelle ipotesi che portano, soprattutto dall'esterno, verso l'Italia, le persone a raggiungere la propria residenza oppure l'azienda. Quindi il ricongiungimento con la propria famiglia o propria abitazione in Italia è ammesso. Quell'uscita è problematica. Problematica, ecco, esatto, allora... è sottoposta a quella cautela lì. Cioè è il ritorno a casa. Sì, della quarantena. Quindi no. No. Il ritorno ma quando tornano devono stare in quarantena? No. No. Se non vanno ho capito l'isolamento. Sì, quando rientrano, scusate, quando rientrano, quando tornano a casa intendevo il rientro a casa. Dipende da che paese.
Quindi il principio è che se uno si trova, un italiano in particolare, che ha la residenza, una persona che ha domicilio e residenza in Italia, ritorna dall'estero, no? Il DPCM dice che questo è esercizio di una sua esigenza personale e è tale da esonerare dall'isolamento e anche dal tampone. Invece l'uscita volontaria per ragioni diverse da quelle catalogate, quindi quelle della salute, lavoro e necessità, si parla addirittura di assoluta necessità, assoluta, quindi è chiaramente, diciamo, una previsione dissuasiva. Le motivazioni diverse, che sono sostanzialmente appunto il turismo o comunque l'incontro che viene qua, danno luogo a queste cose. Accendi il microfono. Buon. Grazie. Pete no, eccolo. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Un paio di domande. Giallo Plus, ritorna il Giallo Plus perché c'era poca attenzione o voleva far rispettare. Ecco, questo Giallo Plus è fino al 6 dicembre come il DPCM, 6 gennaio, ma questo Giallo Plus come lo vede lei? Cioè con delle restrizioni che verranno multate, come si fa a farlo rispettare alla gente? Ci sono le regole stabilite dalla legge, nel senso che noi non siamo organo di polizia. Penso anche che ricorrere a, diciamo, a provvedimenti che sono sostanzialmente delle indicazioni e che si traducano in una rincorsa tra guardie e ladri, direi che è proprio da evitare, cioè sarebbe il fallimento di tutto. Qui stiamo parlando di salute pubblica e oggettivamente non si chiedono sacrifici immani, si chiede semplicemente un minimo di attenzione negli assembramenti. Su questo è una situazione che qualcuno vede poi preoccupante per il dopo Natale. Cioè un Giallo Plus è anche preventivo ad una situazione, perché dicono dalle strutture ospedaliere: noi se ci ritroviamo ad aggravare la situazione poi partiamo da dati preoccupanti nei ricoveri che già ci sono, anche se la curva cresce, se poi diminuisce poi cresce di nuovo, ci troviamo in tilt. C'è la sua preoccupazione di questa situazione? Assolutamente sì, nel senso che oggi noi sappiamo che con 3.222 ricoverati c'è una situazione importante di pressione ospedaliera. Ricordo che già abbiamo chiuso 10 ospedali, siamo nella fase 5 che va dai 2.500 ricoverati ai 6.000 ricoverati. Tant'è vero che abbiamo già pronto il piano anche con le fasi intermedie di questa fase 5. Per quanto riguarda, a parte il piano vaccini per anti-Covid, c'è il vaccino anti-influenzale. Ci sono giunte delle segnalazioni che alcuni che ne avrebbero bisogno non hanno ancora avuto la possibilità di fare questo vaccino. Qual è il quadro che ci può dare rapidamente di questa situazione? Che abbiamo comprato per primi il vaccino 1.330.000 dosi, più altre 50.000 dosi, più altre 3.000 dosi. E ringraziamo anche i farmacisti che ci hanno ceduto le 30.000 dosi che noi avevamo dedicato a loro, però la verità è che sul mercato non ce n'è. Perciò chi si trova adesso in difficoltà non potrà averla in tempi... Ci sono queste ulteriori 50.000 dosi e nella distribuzione ovviamente devono essere privilegiate, come al solito, le categorie a rischio per le quali c'è un obbligo di legge di garantire a loro la vaccinazione. Non c'è la possibilità di trovare altri stock di farmaci? No, mi dicono che ci sarebbe, ma vengono da altre parti del mondo, mi sembra di capire che non c'è questa disponibilità. Va bene, grazie. Telebelluno, e forse possiamo concludere? Forse. No, prego allora. Evidentemente aveva una gara e non è stata espletata, cioè non è stata... No, noi sono stati consegnati 3 lotti. Aspetta, noi non hanno consegnato il quinto lotto, che è quello che non hanno consegnato a nessuno.
nel senso il famoso quinto 20% non è stato consegnato a nessuna regione. Prego. Però non conosciamo la situazione del Piemonte. Prego. Buongiorno, io la porto su un argomento diverso. Veniamo da giorni di intenso maltempo e ci avviciniamo però a una nuova annualità del piano commissariale del post Vaia. Io quindi le chiederei un resoconto, cioè a che punto siamo? Noi abbiamo avuto l'abbattimento di 2.700.000 metri cubi con Vaia. Siamo a buon punto, considerate che l'attività da farsi con Vaia è un'attività che non si fa in pianura innanzitutto e soprattutto la si fa in un contesto nel quale per 5, 6, 7 mesi all'anno c'è l'impraticabilità dei cantieri per il tema del gelo, della neve o delle condizioni climatiche. E è stato un grande sforzo quello di organizzare tutto il tema del legname da mandare via. Pensate solo che per dare una dimensione ai cittadini, se riempissimo virtualmente dei camion con tutto il legname di Vaia, avremmo un serpentone che parte da Roccapietro e arriva a Reggio Calabria. Questo è la mole di legname che stiamo movimentando. Abbiamo le opere antivalanghive. Quante sono i cantieri antivalanghe? 100? Sì. 1300 cantieri. No, ma dicevo le opere, i paravalanghe. No, ma quanti sei? Non te li ricordo. Sono comunque un centinaio di cantieri paravalanghe. E quelle sono le ultime opere che stiamo realizzando, e sono quelle che ci mettono un po' in crisi perché abbiamo evitato l'asportazione degli alberi per fargli fare da paravalanghe naturali, gli alberi abbattuti. Però adesso appena sarà praticabile, quindi dopo il ritiro delle nevi, ci saranno appunto i cantieri, saranno poderosi e si va avanti. Ricordo che il budget di Vaia è circa 1 miliardo di euro in 3 annualità. Di cui attualmente, diciamo... spesi un 60%. Oggi ti mando comunque una tabella. Anzi, mi dice Bottacina che forse anche di più, anche 70%. Bene, Posto? a posto? No. No, di pure. Prego. Il microfono, grazie. Parlando noi l'abbiamo dichiarato, è aperto, cerchiamo di chiuderlo nel momento in cui si stabilizza il tema meteo, anche per fare la lista dei comuni che sia verosimile. Ma quindi c'è bisogno della dichiarazione del Consiglio dei Ministri? Certo. Questa non c'è ancora, allo stato attuale. Bene. Ma non c'è neanche per la Sardegna, immagino facciano un pacchetto unico. Quantificazione dei danni, aspettate, almeno 500 miliardi. Quello sì, l'abbiamo già scritto qualche giorno fa, non c'è novità rilevante. No, è impossibile. Presidente, scusi, posso tornare solo brevemente sulla progettazione del nuovo ospedale di Padova? Prego. Quindi si ipotizza possa esserci anche, per quanto attiene alla modalità di appalto e successivamente anche un commissario, ho capito bene? No, non ho ipotizzato questo, ho detto che comunque la gestione verrà seguita direttamente dall'azienda ospedaliera, poi vedremo con che articolazione, ma finché c'è il dottor Flor, penso che l'abbia seguito bene fino adesso, è giusto che lo segua. Grazie. Arrivederci, a domani. Tutto a posto ragazzi? Grazie, buon lavoro.